Allerta rossa a Treviso per lo smog, clamorosa la decisione presa dall'Istituto Comprensivo Stefanini. Questa mattina sono stati 1700 gli studenti rimasti dentro a ricreazione. Coronavirus, governo e presidi del Veneto rispediscono al mittente la lettera dei governatori del nord con cui si chiede di estendere la quarantena anche ai soggetti senza sintomi rientranti dalla Cina. Ragazzino cinese residente nel Trevigiano si autoisola in casa con la famiglia dopo il rientro dalla Cina, lo racconta Nicola Talmi, e all'aeroporto Canova sono in arrivo i termoscanner. Dichiarata la morte cerebrale per il giovane di 20 anni di Zero Branco che domenica pomeriggio è stato colto da un malore mentre con gli amici giocava a calcio nel campo sportivo parrocchiale. Provoca un incidente stradale e poi scappa, il pirata della strada è una quarantenne denunciata dai carabinieri di Asolo. Da qualche giorno fiori e pupazzetti colorati decorano aiuole e cartelli a Roncade, l'iniziativa di una misteriosa signora che a qualcuno ha spiegato le ragioni dell'iniziativa Porto Fiori, Gentilezza e Colore. Dal turismo forte impulso economico per le colline, patrimonio dell'UNESCO, con l'Alta Marca che ora sfida Verona come terra degli innamorati. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, lo avete sentito dai titoli. Nel primo giorno di allerta rossa per lo smog a Treviso, clamorosa iniziativa all'Istituto Stefanini, studenti in classe per la ricreazione. Quando stamattina ho visto questa nebbia potentissima, questa cappa sopra Treviso, ho detto se siamo all'allerta rossa e c'è una cappa, meglio che i ragazzi stiano dentro per precauzione. La nebbia sopra Treviso, la famigerata K, lo ha convinto a prendere una decisione che non ha precedenti nella storia del capoluogo. Tutti dentro a ricreazione, i 1700 studenti del comprensivo Stefanini, dall'asilo alle medie. Il preside ha diramato la circolare di buon mattino in tempo utile per tenere gli allievi al riparo dalle polveri sottili dei record. Nel primo giorno di allerta rossa decretato da ARPAV, una misura adottata d'urgenza ma che vuole lanciare un messaggio preciso, educativo innanzitutto. Mi sembra un messaggio normale, fatto da una persona che oltre a essere preside sono genitore, oltre a essere genitore sono uno che pensa che il suo lavoro, cioè il mio lavoro, sia quello di educare i ragazzi. La decisione del preside segue quella già presa nella giornata di ieri da alcune educatrici degli asili nido comunali di Monigo e Fiera, quella di tenere dentro i bambini dagli 0 ai 3 anni, come dimostrano le immagini di altalene ferme, scivoli vuoti, giardini silenziosi, provvedimento condiviso peraltro da Casugana che lascia autonomia alle strutture. È una questione di buonsenso, una questione di attenzione all'utenza. Ovviamente dipende molto da dove sono collocate anche le strutture. Io non voglio dare un'indicazione e così non abbiamo fatto. Ogni struttura deve valutare in base, secondo me, anche a dove è collocata. Insomma, picco dell'influenza stagionale, allerta coronavirus e pure lo smog. Inevitabile chiedere quale faccia più paura. A dire la verità tendo a non spaventarmi da amministratrice e da madre, cioè cerco di entrare puntualmente nelle questioni e poi di farmi un'idea. E a proposito di smog, sono 600.000 le caldaie obsolete in Veneto. A dirlo è la CNA che chiede incentivi per la loro sostituzione. Stiamo parlando di circa 2 milioni di caldaie nel Veneto e abbiamo stimato che circa il 30%, per cui 600.000 caldaie, sono caldaie obsolete. Se le ordinanze antismog che vanno a colpire la circolazione stradale ben poco fanno per abbattere lo smog, il motivo è presto detto e i numeri snocciolati dal segretario veneto della CNA Ribon parlano da soli. 600.000 le caldaie domestiche e aziendali in Veneto obsolete e quindi inquinanti. Sarebbe da attivare un'azione per la sostituzione di queste caldaie con prodotti più a norma e anche con minore impatto ambientale. Oltre a questo c'è un'altra partita importante che è quella che riguarda i controlli e la manutenzione di tutto questo parco caldaie. Noi è da tempo che lo chiediamo, che ci sia un coordinamento, un tavolo di confronto organizzato dalla Regione per fare un'azione di massa sull'aspetto dei controlli. Chiedere ai privati di sostituire la caldaia si può, ma solo offrendo un sostegno economico. A quelli già previsti per l'efficientamento energetico ce ne dovrebbero essere di specifici, dice Ribon, per la sostituzione degli impianti ormai superati. Se ci sono dei problemi economici è normale che sia difficile per le famiglie pensare ad un cambio, una sostituzione con una spesa che si aggira attorno ai 1.500-2.000 euro, insomma, per un cambio di caldaia.
Dallo smog al coronavirus, con il governo e i presidi del Veneto che rispediscono al mittente la proposta dei governatori del nord, quello di istituire una quarantena per i bambini rientranti dalla Cina. Un dibattito concitato nelle ore in cui si aggravano le condizioni di salute dei 2 cinesi ricoverati a Roma, nuova stretta sui voli anche a Treviso. Invito i governatori anche del nord che hanno espresso questa premura a fidarsi ovviamente di chi ha una specifica competenza. Non ci sono queste condizioni. Risponde a stretto giro di posta il Premier Conte alla lettera dei governatori del Nord che esattamente 24 ore fa hanno chiesto al Ministero della Salute di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi, 14 giorni di isolamento prima di arrivare in classe. Proposta che Palazzo Chigi rispedisce al mittente anche per bocca del Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, che ricorda come la tutela della salute sia affidata allo Stato, mentre l'organizzazione sanitaria alle regioni. A ciascuno il suo, insomma. Lo stesso ufficio scolastico regionale del Veneto fa sapere che la linea è quella di Roma, nessuna quarantena, compatti con il Ministero anche i presidi del Veneto. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza, non ha senso assolutamente questo allarmismo. Allarmismo che per la rete degli studenti medi fa rima con razzismo, da qui la fotopetizione lanciata contro i governatori del Nord che sta facendo il giro del web, ma Zaia non ci sta a passare per razzista e puntualizza. Questo a noi sembra buon senso, non è dedicato ai soli cittadini cinesi, è dedicato a tutti i ragazzi, anche i figli dei nostri connazionali che tornano a casa. Nelle aule sarebbero costretti a stare 5-6 ore, mattinate intere, in un ambiente ovviamente confinato, chiuso, assieme a una popolazione di ragazzi, a una classe di ragazzi che ovviamente non hanno ancora contratto il virus. E mentre la politica si divide sulla quarantena per i soggetti che non presentano sintomi in rientro dal gigante asiatico, sempre il Ministero dell'Istruzione, lo stesso che non vuole l'isolamento, sta chiedendo alle scuole informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni. Intanto i controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei, esclusi i nazionali. Vale anche per gli scali veneti, fanno sapere da Save, Treviso, Venezia, Verona. E intanto un ragazzino trevigiano di origini cinesi in rientro dalla Cina si è autoisolato volontariamente a casa con i familiari, una quarantena volontaria quindi, ma sul tema i genitori e i nonni trevigiani si dividono. Si è autoisolato insieme alla sua famiglia dopo un viaggio in Cina un ragazzino trevigiano di origini cinesi che spontaneamente ha scelto un periodo di quarantena prima di tornare in classe. A rendere pubblica sui social la storia in queste ore è Nicola Talmi della CGIL trevigiana. La famiglia è rientrata in Italia da una settimana, quindi prima del blocco aereo, e ha scelto di autoconfinarsi nonostante non provenisse dall'epicentro di Wuhan. E questo nelle ore in cui sono gli stessi genitori e nonni trevigiani fuori dalle scuole a dividersi sulla proposta dei governatori del Nord, la quarantena per i bambini che rientrano dalla Cina. Sarebbe meglio, se sono andati in Cina, sì, sarebbe meglio fare la quarantena, tenerli in quarantena questi bimbi. Chi è stato nelle aree diciamo a rischio negli ultimi giorni, ritengo che sia giusto che venga tenuto separato dagli altri bambini. Bisogna mettere i nostri bambini isolati ai bambini che rientrano dalla Cina, quindi per evitare questo virus. Sono favorevole perché ho visto tanta incertezza. Perciò essere prudenti mi sembra il minimo. Poi mettere in quarantena non saprei cosa dire. Quello che posso fare io, lavarsi le mani, le solite norme igieniche si fanno. Tra i genitori anche Michele Battaglia, medico di base di Villorba, duplice il suo punto di vista. L'idea che mi sono fatto è l'idea che si è fatta delle persone comuni, anche se sono un medico. Noi abbiamo avuto delle informazioni dall'ULSS su come agire in caso di pazienti sospetti, ma fino ad ora nel mio ambulatorio, come penso negli studi anche dei miei colleghi, non abbiamo ricevuto nessun paziente sospetto. Forse c'è troppo allarmismo. Per me il coronavirus non è un problema oggi, quindi a mia figlia dico di comportarsi come si comporta normalmente. Non credo che ci debbano essere grossi allarmismi qui in questo periodo, insomma, particolare. Certamente qui nel nostro territorio mi pare che tutto sommato la situazione sia sotto controllo e siamo anche, diciamo così, crediamo nelle istituzioni sanitarie che ci rassicurano.
E a proposito di istituzioni sanitarie, ieri sera ospite a Ring il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi ha difeso la scelta, la lettera del governatore Zaia. Il fatto di porre le persone, termine quarantena un po' esagerato, nel senso mettere le persone 14 giorni in isolamento a casa, domiciliare, 14 giorni le persone, quindi i ragazzini, far misurare loro la febbre a casa e poi comunicarla come da protocollo chiaramente al servizio di igiene pubblica, al Dipartimento di Igiene Pubblica, credo che sia importante perché così andiamo sostanzialmente a levare di torno, ecco, qualsiasi tipo di considerazione, attenzione, è entrato in classe, c'è questo rischio, eccetera, eccetera. Il fatto di poter, se viene accettato dal Ministero, poter fare questo andrebbe a sopire tanti ragionamenti, no? Dove le mamme si agitano, i genitori si agitano e le scuole anche loro sono ovviamente in allerta. Questo andrebbe a risolvere tantissimi problemi anche a noi della sanità pubblica, perché almeno sappiamo che la persona, il bambino viene ovviamente lasciato a casa, quindi in una situazione di controllo costante e continuo, e contemporaneamente non andiamo a creare disagio a chi ovviamente è in classe e i professori stessi che devono come minimo gestire una situazione di questo tipo. Non per tutti i bambini che sono magari cinesi e rientrano in Italia dopo il Capodanno cinese, perché vengono a scuola qui, vivono qui, anche i bambini italiani che magari erano in viaggio in questi giorni, ma solo dalle aree colpite, almeno questo abbiamo inteso. Anche perché il problema è la sintomaticità, cioè il fatto che possano non esserci sintomi, giusto? Certo, assolutamente sì, i sintomi comparire dopo, iniziare con febbre e poi man mano rapidamente peggiorare. È stata dichiarata la morte cerebrale per il giovane di 20 anni di Zero Branco che domenica pomeriggio è stato colto da un malore mentre con gli amici giocava a calcio nel campo sportivo parrocchiale. Adriano Nica, questo è il suo nome, si è accasciato a terra, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Nel periodo seguito al ricovero i sanitari ne hanno monitorato l'attività cerebrale risultata assente, da qui la decisione di staccare le macchine. Sempre per la cronaca, ha provocato un incidente ed è scappata. Il pirata della strada è una donna. I carabinieri della stazione di Asolo hanno deferito in stato di libertà una donna quarantenne di Riese Pio X per lesioni personali colpose e fuga a seguito di sinistro stradale con danno alle persone. La donna, alla guida della sua auto, era stata coinvolta in un sinistro stradale il 7 gennaio scorso ad Asolo, in via Galilei. Si era scontrata contro l'auto di una 35enne di Castelcucco, ma subito dopo l'impatto aveva deciso di andarsene senza prestare soccorso alla persona ferita, che portata in ospedale era stata dimessa con una prognosi di 3 giorni per lesioni traumatiche. Grazie alle indagini dei carabinieri di Asolo, la quarantenne, nonostante la fuga, è stata identificata. La Procura ha aperto un fascicolo sull'incendio di ieri pomeriggio a San Fior, che vi avevamo documentato ieri sera in apertura, in cui un perito balistico ha riportato ustioni alle mani e alla testa. Sì, ho visto, ho sentito, tanta confusione. Nella campagna di San Fior di Sotto, nella zona di Palù, è tornato il silenzio, ma gli scoppi, il fumo, le fiamme di ieri pomeriggio sono difficili da dimenticare, così come il grave rischio corso dal 27enne perito balistico che abita con la moglie in questa casa. Sull'esplosione nel laboratorio dell'abitazione di via San Macario, costato seri ustioni alle mani al giovane professionista, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per incendio. Il magistrato non ha formulato ipotesi di reato né iscritto alcun nome nel registro degli indagati, una raccolta di atti relativi in attesa del completamento degli accertamenti. I carabinieri intervenuti ieri sul posto con il comandante di compagnia di Conegliano, il maggiore Fabio Derezze, stanno proseguendo le verifiche, ma si propende per un evento accidentale avvenuto in un contesto che risulta comunque autorizzato dalla prefettura. Il 27enne, ancora ricoverato in ospedale a Conegliano, svolge infatti un'attività di consulenza, un esperto d'armi in corso in un imprevisto che poteva costargli ancor più caro.
Pulendo una di queste armi si sarebbe innescato con il mix di benzina e polvere pirica un primo scoppio, quindi esplosioni ripetute da cui è partito l'incendio, con i vigili del fuoco costretti a delimitare l'area per evitare l'avvicinamento di eventuali curiosi, visto che fino a emergenza conclusa non si potevano escludere altri scoppi. Il magazzino è ora inagibile per i protagonisti di questa brutta disavventura, costretti a ripulire anche casa da fuliggine e acqua, solo la voglia di ritornare alla normalità. E sono tornati a colpire i ladri di trattori. Dopo il furto di un trattore in un'azienda agricola di Chiarano la scorsa settimana, nuovo colpo ieri notte nelle campagne di Paese. 3 i mezzi agricoli rubati in 2 aziende e oltre al furto per scappare i ladri hanno anche danneggiato una canaletta per l'irrigazione letteralmente divelta per aprirsi la strada. Coldiretti lancia l'allarme: dei camion che girano nella notte con dei trattori non devono passare inosservati, sottolinea Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso, come anche quelli che girano nelle nostre autostrade o che si fermano in dogana o che transitano verso le frontiere italiane. Speriamo davvero in una reazione decisa per sgominare queste bande che puntano le nostre aziende. Coldiretti segnala anche ben 4 incidenti ai danni di strutture agricole negli ultimi 2 mesi. Statisticamente, sottolinea sempre l'Associazione degli agricoltori, è un dato che non risulta nella norma. Di qui la richiesta di interventi decisi nei confronti di queste bande di professionisti che stanno scorazzando nelle campagne trevigiane. Decisamente diverso è il clima a Roncade, dove da qualche giorno stanno spuntando fiori e pupazzetti colorati sulle vie. È l'iniziativa di una misteriosa signora che a qualcuno ha spiegato le ragioni dell'iniziativa. Contro lo smog e il grigiore, avrebbe detto: porto fiori e gentilezza. È sempre bello il colore in giro, ormai è tutto grigio. Ci sono le primule, i ciclamini e poi le girandole colorate, allegri pupazzi, palloncini. Da qualche giorno piante ed oggetti multicolore sono comparsi su aiole spartitraffico, marciapiedi, cartelli e pali della luce di Roncade e frazioni. La singolare iniziativa di una signora del paese che avrebbe anche spiegato le ragioni dell'iniziativa. Sensibilizzare le persone, non buttare le sigarette per terra, infatti penso anche un portacenere. Una brava ragazza, sì, l'ha fatto lei di tasca sua anche. Un'iniziativa che ha sorpreso anche l'amministrazione comunale, che più spesso si trova a fronteggiare vandali o abbandoni di rifiuti. Rispetto a chi compie piccoli dispettucci, a chi compie atti vandalici, a chi abbandona rifiuti, a chi deturpa, qui abbiamo un comportamento all'insegna della gentilezza, del rispetto, un gesto che viene interpretato positivamente da tutta la comunità. E fiori e colore, specie al tempo della grande emergenza smog, piacciono ai cittadini di Roncade. Certo che li ho visti, che li hanno messi. Non so cosa gli voglio dire più di tanto, perché mi ha detto più piante e meno inquinamento, però non lo so. È molto carina, fa allegria e penso che porti un po' di felicità anche ai bambini che magari le vedono e si chiedono che cosa sono. Molto bella, allegra, a me piace, essere sincera. E così qualcuno spera che i fiori compaiano anche in altri comuni. Ci vorrebbe, sì, un po' di più colore. E adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Servizi. Di nuovo in studio per andare a San Biagio di Callalta, dove è stato celebrato il Santo Patrono con il Vescovo Tomasi. I giovani lo accolgono con uno striscione di benvenuto. Lui li saluta con il 5 come uno sportivo. Il Vescovo Tomasi è arrivato a San Biagio di Callalta per la celebrazione del Santo Patrono nel giorno della memoria liturgica da secoli, un momento importante ed atteso dalla comunità che numerosa si è ritrovata in chiesa per la preghiera e la festa. La figura di San Biagio a lunghi secoli è rimasta un grande esempio di fede e di carità per le nostre comunità, oltre a seminare in molte famiglie segni di consolazione e di incoraggiamento, ed è motivo ancora oggi di aggregazione. Esposta l'antica statua in cartapesta del Santo Patrono risalente al 1600, ai piedi della quale i fedeli hanno acceso un lume in segno di fiducioso abbandono al Santo Protettore della Gola. A presiedere la cerimonia il Vescovo Tomasi. Mettiamo però il nostro impegno ad accettare, ad accogliere in noi quella grazia che viene dal Signore, a fare spazio in noi alla sua forza, alla sua energia,
e quindi gli chiediamo con fede, con umiltà, con speranza all'inizio della celebrazione eucaristica, gli chiediamo di toccare il nostro cuore, di sanare le nostre ferite, gli chiediamo di perdonare i nostri peccati, i nostri egoismi, le nostre chiusure. Dopo la benedizione solenne dei fedeli con la reliquia di San Biagio, quella del pane e delle arance come da tradizione antichissima, e poi il momento tanto atteso dai cittadini, la benedizione individuale della gola con le candele incrociate. In centinaia hanno voluto partecipare a questo momento, segno di una secolare storia di fede e tradizione. Adesso il turismo con l'Alta Marca che sfida addirittura Verona come terra degli innamorati. Il turismo con il Prosecco è la nuova frontiera per l'Alta Marca. Lo dimostra l'interesse per eventi formativi che ha portato più di 1000 persone qualche settimana fa all'Auditorium di Miane, ma anche i dati nel territorio di Valdobbiadene. A Valdobbiadene le strutture sono aumentate del 150% e sono aumentate soprattutto queste tipologie di strutture. Una crescita esponenziale ulteriormente incrementata dai classici del calendario come le ultime festività natalizie. Già dal 7 luglio in poi, con il riconoscimento UNESCO delle colline di Conegliano Valdobbiadene, si è visto un aumento, un incremento di presenza e arrivi turistici, e questo ci fa molto piacere. I turisti chiedono strutture come bed and breakfast, come affittacamere, quindi l'extra alberghiero, anche l'alberghiero, però loro appunto preferiscono sentirsi a casa. Incrementare quindi le occasioni turistiche, ed è per questo che Valdobbiadene ha deciso di fare concorrenza a Verona diventando colline del Prosecco e dell'amore. Valdobbiadene in Love, un'iniziativa appunto che vuole condividere questa importante festa degli innamorati e cercare di portare più turisti anche nel periodo di San Valentino. Cuori che caratterizzano anche luoghi dell'amore come il Molinetto della Croda o la chiesetta di Col San Martino, e cuori che almeno a Valdobbiadene sono già molto ambiti anche da semplici cittadini. Signora, come mai hai il cuore? Ah, mi ha dato razzolini. Sì, mi ha dato... No, non mi fotografa! No, non mi fotografa! Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove sta diventando una vera e propria telenovela la vicenda del Nevegal, quando ormai sembrava cosa fatta alla partenza di Nevegal SPA da Palazzo Rosso, è arrivato lo stop inaspettato. Stando alle risultanze dei contatti fra i promotori della Gnuco, il sindaco di Belluno e il segretario comunale avrebbe chiesto una consulenza agli avvocati della Corte dei Conti per la verifica della legittimità dell'operazione. Siamo alla finestra, dice l'amministratore delegato di Unifarco Massimo Slaviero, comunque disponibile a investire anche nell'eventualità di un'uscita di scena. Nel primo pomeriggio il presunto naufragio della Gnuco, pur se mai nominata, è stato smentito dal sindaco Massaro e dai capigruppo di maggioranza. L'impegno del comune, si legge nella nota congiunta, è di dare un futuro al colle proseguendo con le attività previste, in particolare con l'analisi tecnico-economica dell'operazione. La richiesta di un chiarimento ufficiale a questo punto è urgente oltre che doveroso. A Belluno sempre slitta a primavera, inoltrata l'applicazione della tariffa puntuale per lo smaltimento dei rifiuti. Domani al via il primo incontro informativo con i cittadini. Vuole sapere se siamo contenti? Qua non sappiamo come va a finire. Io sono uno che differenzia, quindi se va in direzione della differenziazione è meglio. Cittadini divisi sull'applicazione della tariffa puntuale per lo smaltimento dei rifiuti. L'avvio del nuovo sistema dal prossimo 1° maggio, salvo proroghe. A Belluno la notizia circola dalla fine dello scorso anno e solo da domani partirà la campagna informativa del comune di Bellunum, che coinvolgerà la popolazione con incontri conoscitivi e con invio di materiale cartaceo a domicilio. Cambia la tariffa per i cittadini di Belluno sulla raccolta differenziata dei rifiuti? Ho sentito qualcosa, ma non sono ancora informato. Solo per sapere se lei è al corrente e se è d'accordo. Beh, d'accordo mai, ma insomma si sa. Però lei è al corrente? Sì. Ho sentito, ho visto che c'è qualcosa in giro, però di preciso speriamo che che dicano in modo chiaro come bisogna comportarsi. Insomma.
Ieri pomeriggio in Consiglio Comunale è stato ritirato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che modifica riferimenti normativi, terminologia e codici identificativi dei rifiuti. La discussione si è spostata inevitabilmente sul modus operandi della Giunta che 2 mesi fa ha portato in Consiglio le tariffe e solo dopo il regolamento. L'opposizione ha definito l'operato dell'amministrazione non rispondente a logiche sociali, palesando il rischio che la nuova tariffa puntuale possa portare a inevitabili illeciti di abbandono dei rifiuti. Il nodo del contendere resta quello del numero massimo consentito di svuotamenti del secco. Oltre a quelli stabiliti da Bellunum, scatterà il sovrapprezzo. Io che sono solo, tra l'altro, ho sempre cercato sul balcone di mettere i famosi bidoncini, soltanto che li ammucchiavo logicamente i sacchetti, non li portavo ogni volta, 2 o 3, adesso non so perché a fine mese te ne trovi a conferirne 3 in un colpo, bisogna vedere poi alla fine dell'anno come finisce. Entra nel vivo il progetto Integralmente Sport e Cultura, l'iniziativa dell'Associazione Sociale Sportiva Invalidi, che quest'anno vede in campo più di 1000 studenti di 21 scuole medie superiori della provincia di Belluno. Io ho esperienza con Alexandra, che è la ragazza che do la mano. Per me significa molto. Andrea Dal Ponte è uno studente dell'ITIS Segato di Belluno. Dall'inizio di quest'anno scolastico affianca Alexandra, una ragazza tetraplegica, e per lei, con l'aiuto del padre, ha realizzato una rampa per consentirle di giocare alle bocce. Alexandra ormai posso dire che è quasi come una sorella, diciamo, che io mi trovo molto bene, personalmente molto bene con lei. È solo uno dei tanti esempi tangibili dei risultati raggiunti dal progetto Integralmente Sport e Cultura, quest'anno all'8ª edizione, che è nato per avvicinare attraverso lo sport i ragazzi delle scuole medie e superiori al mondo della disabilità. In provincia la presentazione della fase operativa dell'iniziativa, che quest'anno ha coinvolto 21 scuole, 1079 studenti, di cui 69 con disabilità, oltre a istituzioni sportive, docenti laureati in scienze motorie, tecnici e operatori con professionalità diverse. L'anima di Integralmente Sport e Cultura è il campione paralimpico bellunese di tiro con l'arco e carabina Oscar De Pellegrin. Chiaro e attuale il suo messaggio. L'integrazione, il conoscersi, l'avere rispetto l'uno dell'altro e crescere, ecco, con questi valori, sapendo che la società è formata da tanti persone che non hanno scelto loro comunque di avere una diversità o una disabilità. Io sono un esempio di quanta fatica io ho fatto per rientrare nella società, per riappropriarmi, ecco, della seconda vita, perché come ho scritto anche nel mio libro ho avuto la fortuna di avere 2 vite in questa vita terrena. E allora ecco, questo progetto va a lavorare nella materia prima più appropriata, i giovani. Quest'anno il progetto, a cui collaborano il MIUR, il Comune di Belluno, il Comitato Paralimpico del Veneto e numerosi sponsor, è sostenuto dalla Fondazione De Rigo, che ne ha sposato le finalità. Per il gran finale l'appuntamento è per il 12 maggio allo Spes Arena di Belluno, con un evento speciale dedicato agli sport paralimpici. Di smog e coronavirus si parlerà questa sera a 20:10 con il sindaco di Treviso Mario Conte, che sarà in studio con Ferdinando Avarino. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Da Treviso e Belluno è tutto, buona serata. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 5 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude tuttavia qualche locale foschia in pianura, specie al mattino e in serata. Temperature minime in lieve calo tra -2 e 2 gradi, massime invece fino a 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove il sole sarà presente su tutti i settori. Vedete, bel tempo dunque senza precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, salvo per locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.